things we know. Bene signore e signori, ben ritrovati in questo nuovo video di Vadalmax. Stasera sono in quel di Altavilla Vicentina presso il Raceland per una sana sgoppata del venerdì sera in vista della gara di campionato di sabato prossimo, la penultima di campionato. Riprenderò un po' di mano con i CRG Centurion, che è da tanto che non li bacio, e proverò altre cose. Bene, prima sessione di serata, proviamo la visuale nuova e qualche novità a livello di telemetria. Eccoci qui, finito il primo run di 20 minuti, purtroppo l'esperimento non sono riuscito a farlo perché le plastiche del CRG sono troppo fine. Diciamo che la mia prova era quella di voler mettere la GoPro sul musetto tramite una mossa, però è troppo corta la vita senza fine e le plastiche sono troppo fine. Un altro esperimento era quello del nuovo supporto per smartphone, quello devo ammettere che mi ha sorpreso, non mi aspettavo che resistesse così tanto. Purtroppo la precisione è quello che è, perché sembra molto strano che perda così tanti giri. Adesso nel secondo run riproverò di nuovo per vedere se la cosa è ancora fattibile e speriamo bene. Andiamo via di secondo run, speriamo di migliorare, dai. Cazzo. Bene, eccoci arrivati alla fine di questa serata di allenamento. 47,4 come miglior best, anche miglior giro anche in questa seconda sessione. Purtroppo lato GPS mi devo ancora ci devo un attimino raccapezzolare un attimo, devo un attimino rivedere un paio di cose, però al lato supporto mi ha veramente impressionato la stabilità del supporto nuovo a bracciale, fatto a mo' di bracciale, che come unico pecca che ha la vite troppo corta, per cui vedrò di rimediare una vite un po' più lunga e dopo è perfetto, per cui vediamo di andarci a ripresa a cambiare e andiamo verso casa. Beh, eccoci qui, finita anche questa serata di allenamento qui a Raceland. Diciamo indicazioni positive per quanto riguarda il feeling con il CRG, che ho dovuto riscoprire dopo un bel po' di tempo che non ci salivo. Effettivamente me lo ricordavo un po' più pigro in uscita. Devo fare un plauso alla struttura del Raceland, allo staff della pista, perché hanno risistemato veramente bene i kart, perché diciamo, come ho detto nel video degli highlight dell'ultima gara di campionato, c'erano delle voci non molto buone sullo stato della manutenzione dei mezzi, però sono contento di essere stato smentito, almeno per il kart che ho potuto provare. Che dire, come ho detto, tempi 47,4 di best sia in prima sessione che seconda sessione, diciamo condizionati dalle condizioni meteorologiche non propriamente favorevoli. La pista era viscida, c'era poco grip, faceva freddo, le gomme facevano fatica ad andare in temperatura, anche perché essendo di una mescola relativamente dura fanno molta fatica ad andare in temperatura, perché appunto devono durare per turni e turni, essendo dei kart a noleggio. E spero di essere riuscito a registrare qualche dato GPS, perché come avete potuto ben vedere ho provato non solo il supporto per il GPS nuovo, ma anche diciamo un device nuovo, che dato che ho cambiato da una settimana il mio smartphone, ho recuperato il mio caro vecchio Note 3 Neo per sfruttarlo come cronometro GPS.
Spero che si sia riuscito a registrare qualcosa, di essere riuscito a registrare qualcosa, perché effettivamente i tempi erano leggermente sballati, cioè mi tagliavo a qualche giro e onestamente non capisco cosa possa essere, quale potrebbe essere il problema in questione per avere dei problemi così, cosa che con il vecchio smartphone, con il mio Sony Ericsson non c'era. Ci sono delle volte in cui sono venuto qui a girare e non avevo nessun tipo di problema. Adesso hanno fatto un aggiornamento e fatalità, niente, mistero. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e se avete domande, richieste e quant'altro lasciatemele qui giù in descrizione. Taglio la corda perché sono stufo morto. Bye bye!